di Giriferro Team, oggi siamo al caffè Zivago a Due Carrare, in provincia di Padova. Qui con noi c'è Alessandro Piovan, detto Lenny, famoso make-up artist del Triveneto. Allora Lenny, com'è stato truccare 12 bellissime ragazze per il calendario? È stata una situazione molto interessante, ho conosciuto tante ragazze e è stato divertente perché ogni ragazza comunque aveva un suo mood, voleva essere truccata in un certo modo e io ho rispettato un po' i loro interessi, insomma. Lenny, hai qualche altro impegno oltre questo che è stato appena concluso? Certo, sicuramente, e ho già un'agenda molto fitta perché incomincerò a avvicinarmi proprio a queste situazioni, poi arriva la primavera, poi c'è l'estate, quindi bordo piscina bisogna preparare queste modelle che saranno in costume, quindi cercherò sempre di dare il massimo. Allora Lenny, per oggi è tutto, speriamo che ci vedremo ancora. Sicuramente, molto volentieri. Allora mandiamo un caloroso bacio e un saluto ai nostri amici di Giriferro Team. Qui con noi c'è Andrea Rigon, protagonista ormai da quanti anni? Per il terzo anno consecutivo. Allora Andrea, come ti è sembrato quest'anno il calendario? Quest'anno il calendario è andato bene, sono state delle ottime ragazze che hanno partecipato e le foto sono state come al solito facili perché il trucco è stato all'altezza, le foto le ragazze erano molto preparate e quindi è andata bene, dai. Qui con noi c'è Giulia Marangon. Allora Giulia, come hai conosciuto il calendario Bellezze Venete? L'ho conosciuto grazie a qualche amica che me l'ha presentato e dall'iniziativa mi ha incuriosito tantissimo. E come ti è sembrata questa esperienza? È stata un'esperienza molto divertente, ho conosciuto tante persone e sono felicissima. Giulia, dov'è che hai fatto il proprio e vero set fotografico per finire sul calendario? Sì, l'ho fatto all'Osteria Due Torri, che è proprio qua vicino, a Due Carrare. Il fotografo è Claudio Gervasutti e ho potuto indossare un vestito di epoca medievale dell'artista stilista Piera Gabrieli. Giulia, hai qualche impegno? Penso che andrò a sfilare a Berlino, mi hanno fatto una proposta e sto valutando l'offerta di andare veramente a Berlino. Beh, intanto un caloroso augurio di questa esperienza. Salutiamo gli amici di Giriferro Team. Ciao! Con noi c'è Paolo Braghetto, art director e responsabile del calendario Bellezze Venete. Allora, cosa ci aspetta questa sera? Questa sera in esclusiva la prima sfilata con le Bellezze Venete che calcheranno il red carpet del caffè Zivago, quindi le ragazze, tra cui magari anche quella vicino a me, sfileranno vestite con dei cambi casual, le nuove collezioni del marchio True Religion estive, e poi in uscita elegante e poi presenteremo una ad una le ragazze e faremo grande festa con tutta la gente qui presente. Non per sottolineare, ma alcune cose le ho addosso. Abbiamo già un'anteprima qua con la Gioia che piccolo spoiler, veramente veste da par suo gli abiti del nostro amico Roberto, che adesso vi presento, anzi siamo vicino a me, Roberto Chinello del caffè Zivago. Allora Roberto, spiegaci le nuove collezioni primavera-estate 2019. Va bene, dai, questo qua comunque è un outlet, quindi ripercorre il senso di poter offrire ai consumatori un revival delle collezioni passate di questo brand, che è un brand americano. Noi stiamo da anni lanciandolo nel mercato russo con successo, in Italia non è ancora presente e quindi vogliamo portare qua nel Veneto, no, in Italia per primi il marchio True Religion per farlo conoscere, farlo sviluppare e quindi fare felici i nostri clienti del caffè Zivago. Diciamo che la sfilata è un po' l'inaugurazione di questo outlet che nasce in un contesto del trinomio food, drink e fashion. La sfilata di oggi è forse l'inaugurazione effettiva dell'outlet, il suo inizio, e speriamo che sia un progresso continuo e un crescere positivo per noi.
La sfilata di oggi poi anche ripercorre in qualche modo le bellezze venete che sono scelte dal nostro amico Paolo Braghetto, che ogni anno pubblica un bellissimo calendario nel quale noi siamo presenti con 2 locali, la Torre e Caffè Zivago, e ne siamo molto orgogliosi. Grazie Paolo e grazie Roberto per questa fantastica esperienza qui questa sera al Caffè Zivago, e mandiamo un caloroso abbraccio e un saluto ai nostri amici di Giriferro Team. Ciao. Ciao ciao. Popolo dello Zivago, ci siamo questa sera in esclusiva, la sfilata delle bellezze venete, dei ragazzi del calendario appunto Bellezza Veneta 2019, un'anteprima e anche l'inaugurazione, per chi non lo sapesse, dell'atelier, dello showroom dell'outlet che sta qua sopra, perché lo Zivago è anche moda, non è solo food and drink ma è anche fashion. E allora io ringrazio tutti quelli che sono venuti, i fotografi, le tv, il DJ, senza lui non si può fare niente. Abbiamo già la prima uscita del marchio True Religion, un marchio americano che è stato preso da Roberto, il titolare di questo locale, che è un uomo di moda, che lavora anche molto per la Russia, poi vi racconterà lui meglio. E a voi un'anticipazione della collezione estiva 2019.
Siamo già partiti con la seconda uscita, sempre moda estiva questa volta, però più primaverile. Bello felpa, duro riso. Cogliere tutte le nostre gente moderne con un grosso applauso. Bravo Presidente, buona base. Guardate qua ragazze, guardatevi.
Ora, presentazione ufficiale di Bellezza Venete del Caffè Zivago. Tantissime modelle, ricordo un progetto scopo benefico, quest'anno sosteniamo una onlus padovana importante, gruppo onlus che si occupa della lotta al glioblastoma, che è forse il più brutto tumore cerebrale che può colpire chiunque, anche un ragazzo come lui che era un amico che purtroppo non è più con noi. Saluto Verdinometto e saluto anche il nostro primo modello. Un bel applauso per Lenny Kravitz. Come non ci sono tutte le modelle, dai. Il truccatore per la Lenny ci ha messo almeno un'ora a testa, anche il Photoshop, però devo dire che sono state brave le ragazze e stasera le vedete dal vivo, vedete anche come sfilano, sono delle modelle trovate tramite casting, noi le definiamo le ragazze della porta accanto. L'ha fatto anche il Physicom, potete guardare in internet, esattamente googlate e trovate di tutto. Adesso passiamo alle modelle vere, scusami non averne. Aurora, il mese di gennaio, scattato proprio qui al Caffè Zivago. Aurora, da dove vieni? Che sei gennaio, cosa fai nella vita? Sono una princessa. Princessa, sei giovane. Com'è stata l'esperienza di posare proprio qui, là in fondo, nella sala, cioè vicino alla sala Narida? Bellissimo, mi sono divertita molto e Aurora è stata una delle modelle più apprezzate anche a livello web, una bella foto. Ti faccio andare perché senza più stretto. Accompagniamo con un applauso e la rivedremo fra poco. Grazie Aurora. Cambio con un altro mese. Voi Jessica Arto. Jessica ha un vestito True Religion. Jessica, trovati qua vicino, da dove vieni? Monte Terme. Monte Grotto Terme, veramente è un tiro da scioppo si dice. Cosa fai nella vita? Faccio la parrucchiera. Se avete bisogno, qui c'è una brava parrucchiera. Raccontiamo la tua foto, l'hai fatta al Bollicine, sì che la conselle. Foto in pelliccia, faceva freddo o avete voglia di bere quella sera? No, non ho voglia di bere sinceramente. Direi qualcosa anche stasera? Ovvio, ovvio. Sai che si beve molto bene qua, proprio perfetto per prima della cena, dopo cena qui va benissimo qualsiasi cosa. La foto tua l'ha fatta Gabriele Bunari, fotografo di Milano, che purtroppo stasera non è con noi, lo salutiamo. Ciao Gabriele, nell'etere, ciao Gabriele. Grazie, ti faccio accomodare, un applauso anche per Jessica con la G, che saluto anche la mamma che è venuta. Che dovete sapere che queste ragazze hanno anche giustamente al seguito loro fidanzati, genitori. Prossimo mese anche lei qua vicino, no, non è qua vicino, Jessica con la J. Jessica vicino a me, un altro scatto di Claudio Gervasucci, veneziano, che è qui in fondo in questa pista, che sta facendo le foto a voi quando arrivati appunto a lui. Allora Jessica, di dove sei preciso? Da Schio. Da Schio, quindi sei scledense. Sì. Senti, quanti anni hai? Lo sentiamo e poi di quanti anni hai? 18. 18. E cosa fai nella vita? Economia aziendale. Economia aziendale, mi piace fare i calcoli, fare di conto, vuoi fare i soldi? Abbiamo soldi, vero? E come no? Allora, il tuo mese l'abbiamo scattato per
per la prima volta a Marghera da Gigi, una bella pizzeria. E come è andata? Vuoi raccontare un po'? È andata bene, sì. La mia foto è uno stereotinato, quindi è andata benissimo. Stile pin-up per una ragazza che ha il fisico da pin-up evidentemente. Vi ricordo che presto su bellezzavente.com saranno tutte le foto di backstage e il video molto prezioso di Mario Bonesi che di Filipero Blog, che farà vedere tutto quello che non può testimoniare una foto, quindi tutto il backstage, il lavoro, ci vogliono settimane se non mesi per arrivare a questo risultato. Grazie Jessica, applauso anche per lei e accogliamo la prossima modella che arriva da qua vicino. Hai un sorriso bellissimo, devo dire. Dove sei? Al Vignato. La Vignato, quindi qui vicino. Diciamo anche l'età? Spariamo. 20. 20, cosa fai nella vita? Impiegata. Impiegata. Dove? Turistico. Ah, ti piace andare in giro per il mondo, ho capito. Molto bene. Tu sai che questo locale un po' abbina la Russia, il Marocco. È molto etnico, no? Ti piace questo posto? Mi piace molto, mi vengo spesso. Hai già fumato una birra? No. Stasera magari sarà la tua prima volta, non fa male. Allora, montiamo la tua foto, fatta dove? Tutto gusto, Ti guardi come... non sbagli. Tutto gusto, una gelateria molto, molto buona di Padova. Quanti gelati hai mangiato quella sera? Allora, lei faceva la foto con gelato, io lo mangiavo, facevo la ricarica perché ogni tanto si scioglieva, giusto? Vabbè, tu sei che avanti, è un bonus, però non sei ancora andato. Siamo stati? È stato, foto di Gabriele Munari, foto fotografo di Milano che non c'è, però lo ringraziamo, ha fatto un bello scatto e da qualche anno si collabora con noi. Sei divertita? Possiamo dire che è la tua prima volta? Assolutamente. Ma non l'ultima, chi lo sa. Grazie a te, un applauso Elena che se la merita tutto. Brava Elena che anche stasera è venuta con un bel look. Siamo da cocktail. Vediamo dal prossimo mese, il mese che è piaciuto moltissimo. Internet è stata scelta da molte testate nazionali, Zara, in questo suo grande piano senso. Dove arriva la nostra Batussa? Adria, molto bene. Nella vita? Nella vita mi sono diplomata come parrucchiera, adesso mi arrango come hostess negli eventi turistici. Altezza mezza bellezza. Questa foto mi è piaciuta molto, non si vede la tua altezza, però si vede questo tuo intenso, dicevo, mezzo busto. L'abbiamo fatta al Pio Spa, che è un locale di Padova. L'ha fatta a Gabriele Munari. Com'è andata quel giorno? Va benissimo, mi sono divertita tantissimo ed è un'esperienza diversa. È ribattezzata da una amica che lavora per Mediaset, la Manuela Arcuri, Manuela Arcuri di Noalto, mi piace come definizione. Sì, è una bella paragone, insomma. Poteva fare. Tu hai fatto un sacco di concorsi, sei finalista anche tu, no, di varie fatti pubblicitarie, giusto? Quindi è più difficile fare la passerella pubblicitaria o calcare questo tappeto? Questo tappeto è diverso. Già, parlo con molta attenzione, però penso che il pubblico qua abbia capito. Grazie Gianna, è stato un piacere averti con noi, tra poco ci rivediamo. Applauso anche per lei, le modelle non sono giunte.
Stasera abbiamo il meglio qua per il caffè Zivago che se lo merita. Andiamo con la prossima. Gioia. Fermare da speaker, è abituato a parlare al microfono, È la testimonial di Gigi Ferro Team. Allora, dove arrivi? Io vengo da Francia, vicino Venezia. È più vicina a Padova però, giusto? Anche tu, vero? No, da Dolo. Bravo, sono nato a Dolo un cammino. Allora, cosa fai nella vita di bello? Faccio la studentessa. Fai la studentessa, si può dire cosa studi? Alberghiero. Alberghiero, va bene. Io non so che si viene a lavorare qua come non si sa che cosa. Senti, allora, raccontiamo la tua foto. È un angelo o è un pellicano? Pellicano. Pellicano che si sembrava un angelo da lontano. Abbiamo fatto la foto infatti al Pelican, un altro locale del centro di Padova. Foto scattata là. Claudio Gianluigi. Allora, il nostro Claudio Gianluigi fa tutte le foto. Però lui al contrario di Gabriele Munari c'è sempre. Lo ringraziamo, poi saluteremo tutti i fotografi. Com'è stata questa foto? Un look diciamo molto elegante. Molto bella e una bella esperienza. La consiglio e Era il tuo primo calendario? sì. Allora, sai che noi vogliamo solo ragazze che hanno veramente tipo talent scout, hanno fatto poche esperienze di questo tipo, così le lanciamo. Vuoi essere lanciata nel mondo della moda? Non dico di no. Non diciamo di no. Meno piercing, meno tatuaggi. No dai scherzo, va benissimo. Ecco, mi ho convinta allora. Brava Gioia, perché ti chiami anche Helen? Qua è un po'... È un po' lunga? Sì, Va bene, comunque sei italiana. Solo papà, si chiami Rossi il cognome, più italiano di così. Penso sia il cognome più italiano di tutti. Grazie, salutiamo Gioia, tra poco ti riproviamo. Andiamo con la prossima, siamo verso il rush finale. Siamo in un'altra altissima che ha fatto un po' di strada per arrivare qua. La ringraziamo. A voi, Giulia. Siamo, eccola qua, la nostra Giulia. Quando sei alta perché mi tocca appena la scala, 1,76. Faccio 90. metri, vabbè. Allora, la Giulia è una testimonial, anche lei diciamo dello Zivago, perché ha fatto la foto di un locale che è stato preso da poco da Roberto, sta andando molto bene, che è Due torri. La Torre, l'osteria La Torre che qua vicino proprio a un giro di Chioppo. E è una foto particolare. Scusa, andiamo con il passaggio. Abbiamo detto dove va lì? Io vengo da Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Sì, da superare, no? Dove sei? Ecco. E cosa fai nella vita? Io sono un'infermiera e una modella. Chi ha bisogno di un'infermiera? Se qualcuno che si sente male? Pronto intervento, Fai la modella, ha fatto anche te i concorsi, è posato per i fotografi. Raccontiamo però questa foto particolare, anche perché hai dei vestiti molto particolari, come il cagnolino, la Sissi che hai in braccio. È un vestito medievale della stilista Piera Gabrielli di Padova. Un look medievale in un contesto che ricorda appunto i passati, perché la torre è un palazzo antico e appunto perfetto come set, e tu eri perfetta come modella. Ti trovi in questa foto? Ricordiamo che sempre anche questa di Claudio Gervasutti. Anche Claudio che è qua con noi, grazie di essere venuta, salutiamo anche le persone che sono venute con te. Chiamiamo, applauso anche per Giulia l'infermiera. Sembra di vedere che siamo a fine anno, il rosso dicembre sta avanzando verso di noi.
Erika, la Babbo Natale. Erika, l'allora di bello. Io sono Erika Salto, ho 17 anni e vengo da Mestre. Adesso ci dà la tua presentazione perché è abituata, chissà quante volte l'hai detto. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa di turismo. Ma anche tu. Qual è il paese dove vorresti andare a sfidare? Spagna. Niente Spagna, si sta meglio di tua voce, proprio adesso. Allora, montiamo la tua foto. Dicembre, fatta al Kofler, con questo vestitino, era tuo il vestito? Sì, il vestito era buono. Metti tutti i giorni o l'hai messo proprio per quell'occasione? No, proprio per quell'occasione. Ci stava. È la nostra reginetta. Foto lì, ricordiamo, Andrea Rigoni. Andrea Rigoni, finalmente possiamo citare uno dei fotografi. Dov'è Andrea? Eccolo qua. Applauso a tutti i nostri fotografi. Ci sono anch'io quest'anno, però non è venuto purtroppo, non è venuto. Allora, tu hai già fatto altre foto, però ci sono anche altri calendari. Raccontati di questa tua esperienza. Questa è stata una bellissima esperienza, innanzitutto grazie a te Paolo e anche per il professionista Andrea Rigoni, un fotografo magnifico. Dovete sapere che le foto sono un po' lunghe da fare perché c'è trucco, parrucco, cambio di abito, scelta del set, non si finiva più, vero? Però te la sei cavata egregiamente, siamo molto contenti di te come per le altre ragazze. Cosa dire? Ringrazio la mamma che è il tuo angelo custode, che è sempre con noi, ringrazio tutte le mamme e il papà che vi hanno seguito perché io ci tengo, sinceramente. Siamo contenti di aver messo su uno staff e anche, come dire, il nostro popolo del calendario che ci segue nelle serate. Ti ringrazio, ti faccio uscire, ma ti faccio rientrare tra poco con tutte le nostre amiche. Applauso personalmente, dai ragazzi. Siamo quasi alla fine. Abbiamo tutti i Simone questa sera e sinceramente per il caffè di Vago, l'italiana Jessica e dico di lei, può partire anche lei, la russa Nina. Allora, partiamo da lei che arriva da più lontano. Meliga, allora, questo Meliga ho già capito che eravamo tanto distanti, dove abiti? A Padova. A Padova. È una modella, hai già fatto un sacco di esperienze, io so che sei anche una fashion blogger, dice così, no? Ci provo. Ci provi, qual è il tuo profilo? Nina Rosca, follow me. Nina Rosca, follow me. Hai già fatto un po' di storie già anche qua stasera. Visto che siamo, quindi do un po' di pubblicità. No? Sì, ho fatto un po' di storie e... Ti sei trovata bene? Hai visto tanti bei vestiti sopra? Lo sapevi che c'era questo showroom? Ovvio che no. È stata la prima volta, quindi hai visto che è la tua taglia, qua sopra sicuramente non mancherà. Passiamo a Jessica Zuanetto, lo dico perché ci tengo, è anche lei una bellezza veneta di qualche anno fa, però non si vede, il tempo per te non passa mai. E dove arrivi? Da Padova. Provincia. Padova. Cosa fai di bello nella vita adesso? Studio al liceo linguistico. E spero il prossimo anno di andare a lavorare in Spagna. Anche lei, no, questa fissa della Spagna veramente. Ho visto che sei a tanto. No, ma tu sei già stato in Spagna, giusto se non sbaglio, di recente, dove sei stato? Sono stata a Madrid con il progetto Erasmus, però va bene, mi piace viaggiare, quindi vado un po' dappertutto. Ok, hablo spagnolo. Sì. No, un pochino, ma bravissima. Allora un applauso per queste due ragazze. E visto che siamo qua e visto che sono le testimonial, vorrei Roberto Chinello vicino a me, il patrono dello Divago. Allora raccontiamo in questa serata che è un po' l'inaugurazione e la presentazione, per chi non lo sapesse, vedo più lungo sei qua sopra. A te il microfono. Va bene, dai, due parole proprio molto veloci. Allora, il concetto è: abbiamo un paese bellissimo, l'Italia,
Sappiamo che siamo molto bravi per a mangiare, per far da bere e per la balla. Quindi qua abbiamo voluto organizzare 3 cose molto importanti: food, drink e special. Caffè Zivago è una novità esclusiva forse in tutta la zona del Veneto, ma forse non in Italia. È un pub che quindi offre l'opportunità di passare delle serate, fare shopping a prezzi fattibili e divertirsi in compagnia questa sera. Grazie Paolo, ciao. Grazie Roberto, io direi adesso di far accomodare, no, voi potete anche rimanere qua, però facciamo arrivare tutte le ragazze in passerella, le accomuniamo con un grande applauso perché è un evento unico fatto apposta per il Caffè Zivago. Le bellezze siano, ricordo, sempre anche uno scopo benefico.